Perché mercato rurale Le Tre Terre? Intanto perché abbiamo voluto valorizzare i prodotti della Marmilla, dell'Inas e del Campidano. Essendo tre località che hanno delle peculiarità specifiche produttive, abbiamo ritenuto dare questo nome al mercato rurale del Medio Campidano, che abbiamo programmato e realizzato sulla base di un accordo con le 28 amministrazioni. Che programma intende portare avanti per incentivare questo mercato a chilometro zero? Il programma parte da lontano, cioè la provincia già a suo tempo ha impostato un'attività molto importante col sistema scolastico della provincia e già da alcuni anni è stata introdotta una iniziativa dal nome Mangia come parli, perché i prodotti per una sana alimentazione in Sardegna e nel Medio Campidano ci sono tutti, quindi si tratta di educare le persone a fare una spesa territoriale. Dopodiché abbiamo impostato, in collaborazione con i comuni, le cosiddette giornate di agricoltura, dove abbiamo sperimentato una formula innovativa per la spesa pubblica, in modo tale che le risorse della pubblica amministrazione ricadessero in maniera regolamentata in ogni comune, sia grande che piccolo. E la spesa è venuta seguendo questo criterio, un tanto fisso per ogni comune e un tanto pro capite, in modo che i comuni con grande densità abitativa avessero un riconoscimento diverso e per ogni cittadino viene riconosciuto 0,25 euro per abitante, quindi il fisso più il pro capite. Quando si tratta invece di iniziativa che riguarda anche il territorio, si tiene conto di un terzo parametro che è il territorio, quindi un fisso, un pro capite e il territorio. Dalle giornate di agricoltura noi abbiamo tratto grande vantaggio per questo mercato, perché in ogni comune sono emerse le peculiarità storiche. A Tuili, per esempio, dopo una ventina d'anni è stato riproposto il cosiddetto pane rosso, quindi la farina assieme all'uva passa, e da lì ne hanno fatto un prodotto nuovo che è andato oggi nuovamente sulle tavole dei cittadini, soprattutto nei giorni di festa. In altri comuni si è fatto un'etichetta in più sul miele, sugli insaccati, sull'olio, sul vino, e anche questo è un dato che ci ha consentito di aumentare il numero delle referenze da offrire in questo tipo di mercato. Dalle giornate di agricoltura poi siamo passati al progetto più ampio, che è denominato la Provincia Verde, e all'interno della Provincia Verde il progetto più ampio è denominato Vivere la Campagna. È un progetto importante perché viene attuato con la collaborazione di 1034 operatori agricoli del Medio Campidano. È un progetto sperimentale, è un progetto che ci ha messo nella condizione di affrontare tramite i coltivatori le questioni che riguardano gli aspetti ambientali, ecologici e del suolo. E attraverso questo progetto noi oggi possiamo dire che costituiamo un esempio di come l'amministrazione pubblica può dare un contributo per il mantenimento degli ecosistemi, e la provincia in questo si è caratterizzata e sta impostando una sua attività nel migliore dei modi. Tant'è vero che il Ministero dell'Economia, attraverso una sua agenzia, ha sottoposto allo studio il progetto Vivi la Campagna, e noi collaboriamo con loro perché vorremmo che si affermi non solo in Sardegna ma in Italia e anche in Europa. Tant'è vero che credo che sia ormai noto a tutti, l'abbiamo presentato anche al Comune di Norimberga proprio perché costituisce una buona pratica. Questo progetto forse diventerà anche patrimonio della Regione Sarda, in quanto lo strumento per intervenire a sostegno delle aziende agropastorali è valido, e quindi si tratta di dotarlo di strumenti finanziari, certo, perché al pastore torni utile anche dal punto di vista strategico e non solo come un'attività sperimentale come abbiamo fatto nel Medio Campidano. Io ti chiedo scusa un attimo, io ieri 2 giorni fa sono stato a un convegno dove praticamente si parlava di legge di iniziativa popolare per tutelare il sul Comprosano. Abbiamo anche realizzato un piccolo servizio, c'è questa raccolta firme. Mi sembra che più o meno faccia parte di una strategia che punta a una frase che a me piace molto: fare il sistema. Come
vorreste articolare questo, fare sistema? Noi con il percorso che ho citato prima stiamo facendo sistema partendo proprio dalle potenzialità che ha il territorio, partendo proprio dalle scuole, ma terminando anche con la ricezione, perché le giornate di agricoltura, dal vivere la campagna, dalla valorizzazione del suino delle Sassate, dello zafferano, del melone in asciutto, noi siamo arrivati a proporre il paniere della provincia verde. Quindi, come si può notare, ogni iniziativa non era finalizzata a se stessa, come alcuni denigratori volevano far apparire, ma si è partito dall'aspetto educativo scolastico per finire nel contenitore di vendita che è il paniere. E oggi le aziende che sono organizzate all'interno di quel paniere sono rappresentate in questo mercato rurale.